Bentrovati, oggi parliamo di salute della donna. Periodicamente sono diverse le campagne di informazione e di divulgazione che coinvolgono ospedali e strutture sanitarie che puntano proprio gli occhi e gli obiettivi su questo delicatissimo tema. Da domani e sino al 24 aprile le strutture sanitarie che aderiscono alla campagna Bollino Rosa apriranno i loro ambulatori e offriranno appunto delle consulenze ma anche delle visite gratuite. Ne parliamo oggi con la professoressa Liliana Mereu, direttore clinica ginecologica e ostetricia del Policlinico Rodolicco San Marco di Catania, e con la dirigente medico dell'unità operativa complessa di endocrinologia sempre del Policlinico San Marco di Catania, la dottoressa Laura Cimino. Grazie per aver accolto il mio invito. Dunque, professoressa, cos'è la prevenzione in termini più esatti per circoscrivere l'argomento? Come dice il nome, la prevenzione è un qualcosa, sono una serie di esami che servono per prevenire diciamo, la malattia. In particolare diciamo che non tutto si tratta di esami, perché noi dividiamo una prevenzione primaria da una prevenzione secondaria. La prevenzione primaria è quella che permette di mettere in atto dei cambiamenti degli stili di vita o degli stili ambientali che sono in grado quindi di evitare o di ridurre la probabilità che insorga una determinata malattia. Possono essere quindi stili di vita, un buon comportamento alimentare, il non fumare, quindi le cose anche classiche, oppure anche mettiamo nella prevenzione primaria anche ad esempio tutti i vaccini che evitano effettivamente l'insorgenza. Ma poi c'è tutto il mondo della prevenzione secondaria, cioè sono quegli esami che permettono in realtà di diagnosticare precocemente o comunque prima dell'insorgenza della malattia, o comunque non solo di una malattia ma anche dei precursori di una malattia. Quindi se parliamo di una patologia oncologica ci sono la possibilità di fare degli esami che cercano di diagnosticare delle lesioni magari precancerose o comunque in una situazione molto precoce ancora curabile. Sì, e questi sono però definiti come screening, no? Allora questi li possiamo chiamare degli esami di screening, che sono da concepire però non come degli esami clinici, cioè c'è una netta differenza di cosa chiamiamo esame di screening da un esame clinico. L'esame di screening è fatto su una popolazione sana, quindi ha l'obiettivo in realtà di escludere che ci sia una malattia. Diverso è l'esame che invece viene fatto perché una paziente ha un disturbo e quindi viene fatto l'esame ma con uno scopo clinico diagnostico ben preciso. Ricordo il nostro numero di WhatsApp che è il 342 7455 005 se volete rivolgere una domanda alle nostre esperte. Dottoressa Cimino, dal punto di vista endocrinologico sono diverse le patologie ma anche i disturbi che possono riguardare l'universo femminile. Parliamo di tiroide, del disturbo del ciclo mestruale, della menopausa. Ecco, se volessimo soffermarci sui disturbi della tiroide, tantissime le donne in Sicilia che hanno dei noduli, presentano dei noduli. Quanto è importante monitorare la tiroide? Sì, esattamente, la patologia tiroidea è molto frequente nel sesso femminile. Ovviamente il nostro obiettivo proprio in queste settimane di screening dedicate alla salute della donna è quella di intercettare quante più donne possibile che possono avere appunto una tireopatia. Spesso in ambulatorio vengono donne che magari hanno fatto un semplice esame del sangue con il dosaggio del TSH, che ricordiamo essere un ormone che valuta la funzione tiroidea, ma per un controllo completo è essenziale seguire anche l'ecografia della tiroide, perché se dovesse esserci una patologia nodulare, quella ahimè non si può evincere se non con lo studio ecografico. E questo è il motivo per cui noi abbiamo aperto le porte, non potevamo che accogliere questa iniziativa di screening per garantire quanto più possibile l'assistenza a donne che magari prima d'ora non hanno mai fatto alcun controllo tiroideo e magari in famiglia hanno già dei familiari con patologie tiroidee accertate.
Ecco, già una domanda è arrivata proprio per lei, una nostra telespettatrice che dice ho tutto a posto, lei sostiene questo, ma solo il valore del TSH un po' superiore al limite massimo. Devo necessariamente prendere la pillolina o No, assolutamente no. Noi ovviamente ci sono delle linee guida per iniziare una terapia medica. Nel caso della signora in questione potrebbe trattarsi di un ipotiroidismo subclinico e la differenza la presenza degli anticorpi. Per cui chiediamo sempre alla paziente di valutare anche tutto l'aspetto anticorpale, oltre che ecografico, e se sono presenti delle patologie concomitanti, delle terapie farmacologiche per altri motivi che potrebbero influenzare il valore del TSH, fare insomma una valutazione un po' più completa, ecco, non fermarci al singolo valore, ma ripetere sempre con un secondo dosaggio che confermi l'aumento del TSH. Sì, ci stanno chiedendo come e quando prenotare. Allora il consiglio è questo, siccome sono tantissime le strutture sanitarie, oggi abbiamo due dottoresse, due esperte del Policlinico San Marco di Catania, ma sono diverse le strutture sanitarie e gli ospedali in tutta la Sicilia e in tutte le città dell'isola. Quindi il consiglio che personalmente mi sento di dare è di andare su internet, cercare ospedalibollinorosa.it, lì cliccate sulla Sicilia, sulla nostra regione e selezionate l'ospedale dove volete prenotare e soprattutto verificate che tipo di prestazioni quella struttura sanitaria offre, perché un po' è diversificato anche da ospedale ad ospedale. Quindi il consiglio è quello, è inutile dare dei numeri di telefono perché faremmo un torto a tutte le altre strutture che stanno aderendo a questa campagna, che è limitata nel tempo e quindi già possiamo tranquillamente immaginare che i posti non saranno tanti. Professoressa, lei mi diceva che avete eccezionalmente aperto i vostri ambulatori anche nel pomeriggio, e quindi uno sforzo, diciamo, dell'ospedale pomeridiana. Ecco. Ma devo dire che, anzi si può dire che poi sono cose che si ripetono magari durante l'anno, ci sono più diverse volte, campagne, quindi ci sono diverse campagne, quindi assolutamente. Il tumore alla cervice è così diffuso, si può prevenire o quantomeno si può intervenire in tempo? Assolutamente sì, e il tumore della cervice come storia della malattia diciamo che sta avendo un'evoluzione molto positiva grazie sia alla scoperta dei vaccini e l'altra sicuramente alla scoperta e all'applicazione del protocollo di screening che è fatto proprio per il tumore della cervice. Quindi di fatto è un tumore che se a livello mondiale è nella donna il più diffuso, soprattutto è la prima causa di morte dopo il tumore alla mammella, in realtà nei paesi dove c'è la campagna di screening funziona, quindi soprattutto i paesi comunque europei, Nord America, è ovvio che questo ha portato in realtà a una drastica riduzione. È una patologia che vediamo sempre meno. Quindi in realtà questo ha dimostrato effettivamente l'efficacia in realtà dello screening quando viene fatto in maniera adeguata. Quindi... Un'altra nostra telespettatrice, sempre tema tiroide, una domanda che io rivolgo alla dottoressa Cimino, non sappiamo in che modo è corretta questa affermazione della signora, però noi cerchiamo di risponderle. C'è una soluzione per evitare di operare la tiroide, quindi eliminarla, e si può fare in maniera non chirurgica ma con dei farmaci? Allora, non con dei farmaci, ma in base alla patologia esiste la radioiodioterapia, che è una terapia con iodio radioattivo che serve, in parole povere, a bruciare la tiroide, ma viene ovviamente a delle indicazioni precise, come potrebbe essere il morbo di base, ovvero l'ipertiroidismo, in assenza comunque di patologie naturali della tiroide. Grazie, abbiamo risposto anche a questa nostra telespettatrice. Dal punto di vista oncologico, parliamo ancora di patologie importanti, professoressa,
quello che può riguardare l'endometrio. Allora, Un tumore- l'endometrio è l'altra patologia, forse nei paesi industrializzati, e la patologia oncologica dopo il tumore alla mammella come sfera femminile, nel mondo femminile, è il tumore probabilmente il più diffuso oggi. Questo perché è legato in realtà a determinati fattori di rischio, che sono soprattutto una sindrome dismetabolica, che quindi porta in realtà a aumento del diabete, aumento di peso. L'aumento di peso in realtà comporta che cosa? Per il tumore dell'endometrio, un aumento in realtà di trasformazione degli ormoni androgeni in estrogeni dal tessuto periferico, dal tessuto adiposo che contiene l'aromatasi, e quindi porta a un'esposizione importante degli estrogeni, più del dovuto, perché non viene controbilanciata dai normali ormoni della donna, e questo porta a una stimolazione cronica dell'endometrio, e quindi classicamente si ha proprio un aumento della percentuale di una patologia che normalmente prende soprattutto donne, diciamo, sui 60 anni, ma che può avere anche già una insorgenza precocemente nel periodo perimenopausa. Abbiamo anche delle forme molto giovanili, ma magari più legate a una sindrome genetica, o anche magari legate a altre stimolazioni da iperestrogenismo che possiamo vedere nella policistosi ovarica. Anche abbiamo alcune forme in cui c'è uno sconquassamento, però questo fa proprio capire come è lo stesso ambiente sociale e le stesse abitudini che possono portare effettivamente a un aumento di epidemiologia di tumore, trasformare. Lei è un'esperta in chirurgia mini-invasiva. Sì. In quali circostanze si può applicare? È una bella domanda, perché di fatto nella storia anche della chirurgia mini-invasiva, e soprattutto per i tumori dell'ovaio, ci sono state una diffusione molto importante, perché ovviamente la chirurgia mini-invasiva porta dei vantaggi per la paziente, perché determina una minor riduzione di degenza, un ritorno all'attività lavorativa molto precoce. Di fatto, e quello che è importante è che il tipo di trattamento che viene fatto deve essere comunque a livello oncologicamente completo, e quindi bisogna avere dei criteri come prima indicazione. E negli anni cosa è successo? E quindi c'è stata anche un'evoluzione molto verso la chirurgia meno-invasiva. Ora gli studi ci stanno dicendo fin dove ci possiamo spingere. Quindi di fatto in realtà è stato sdoganato in realtà il trattamento mini-invasivo per il tumore dell'endometrio, per esempio, quindi assolutamente è un tumore che le linee guida ci dicono deve essere trattato in chirurgia mini-invasiva, perché questo porta, non dà un peggioramento oncologico, anzi è un miglioramento sicuramente della qualità di vita delle donne. Per altri tumori può essere un pochino più complicato, caso per caso. Sia per il tumore della cervice, perché effettivamente è stato visto che deve essere trattato in determinate maniere, poi non sempre in realtà la chirurgia, ma abbiamo anche altre possibilità di trattamento come la radioterapia per questo tipo di tumore. E dall'altro lato abbiamo il tumore dell'ovaio, che è l'altro comunque nostro sicuramente una patologia oncologica importante, dove però spesso e volentieri il problema è che si manifesta già in una fase molto avanzata, e quindi possiamo utilizzare la laparoscopia, la chirurgia mini-invasiva come parte di diagnostica, o per alcune situazioni di tumore iniziale per fare la stadiazione, ma quando in realtà la maggior parte delle pazienti sono già magari in una situazione di diffusione, è ovvio che lì l'intervento è spesso laparotomico. Stavamo accennando proprio ai disturbi del metabolismo, cosa avviene nelle donne in periodo della menopausa, quali sono le attenzioni che dobbiamo avere quando si raggiunge una certa età e questo stadio. Lo ricordiamo, la menopausa non è ovviamente una malattia, ma è un momento delicato della vita di una donna. Ne parleremo fra pochissimo la dottoressa Cimino. Intanto un brevissimo stacco pubblicitario. Vi ricordo il nostro numero, che è il 342 7455 005. Con una domanda potete intervenire in trasmissione con un messaggio. A fra pochissimo.
Ed eccoci di nuovo in diretta. Stavamo parlando di disturbi che possono riguardare la sfera femminile, stavamo parlando anche di disturbi del metabolismo, di menopausa e di altri disturbi legati dal punto di vista che possono riguardare la sfera dell'endocrinologia. Dottoressa Cimino, si stava parlando appunto di menopausa. Sì, allora la menopausa, ha detto bene, non è una malattia, ma è una fase molto delicata della vita di una donna, che è necessario ecco, essere attenzionata, perché durante la menopausa, a causa della carenza di estrogeni, si possono manifestare una serie di alterazioni metaboliche, pensiamo al metabolismo glucidico, molte donne potrebbero sviluppare un'alterazione della glicemia, dell'insulina, del metabolismo lipidico, potrebbero riscontrare un'ipercolesterolemia, ma è una fase anche importante per tutto ciò che riguarda anche la sfera emotiva della donna. Spesso si ha un calo dell'umore, una facile emotività, fino anche ai casi di depressione. Noi abbiamo un ambulatorio dedicato ai disturbi della menopausa e ovviamente anche durante questa settimana di salute dedicata alla prevenzione vogliamo avvicinare quante più donne possibili in questo ambulatorio, proprio per porre l'attenzione a questa fase molto delicata della vita di una donna. Considerate anche i disturbi della sfera sessuale, spesso fino ad oggi magari è stata posta poca attenzione a questo aspetto, che è altrettanto importante, e di conseguenza il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare la popolazione generale, in particolar modo quindi la donna che attraversa questo momento delicato. Sì, sono sempre più frequenti le ragazze che invece hanno disturbi alle ovaie. È una questione che ha a che fare con che cosa? Allora, disturbi alle ovaie possono essere Tanti. ampi, sia formazioni di cisti, quindi ovviamente che possono essere di qualsiasi natura, oppure se stiamo su un campo più endocrinologico possiamo avere sicuramente forse una delle sindromi più caratteristiche è la sindrome dell'ovaio policistico, la policistosi ovarica, dove parte in realtà da un'alterazione del meccanismo proprio endocrino, quindi c'è un disequilibrio proprio ormonale, per cui c'è una difficoltà nel processo di ovulazione, per cui l'ovocita non riesce a esserci l'ovocita dominante, quindi c'è una stimolazione di bassi livelli di estrogeno, cioè più che altro non c'è il normale produzione di ormoni follicolostimolanti, luteini, insomma c'è tutto un ciclo ovarico abbastanza complesso, per cui non si riesce in realtà ad avere un follicolo dominante che ovula, quindi i cicli si allungano, c'è in realtà fino ad arrivare poi anche situazioni di completa anovularità, quindi la ragazza non ovula e quindi con conseguente prima allungamento del ciclo fino ad arrivare a una situazione di amenorrea. Come si cura un ovaio policistico? L'ovaio policistico innanzitutto va curato, va fatta prima una corretta diagnosi, perché il problema è che non basta, poi abbiamo anche gli endocrinologi che su questo effettivamente aiutano, anche perché è ovvio che come prima diagnosi magari la ragazza arriva dal ginecologo e quindi noi dobbiamo comunque fare una screening di valutare, perché poi in questo processo c'è sia una valutazione di vedere qual è la causa, perché tutti gli ormoni, tiroide, prolattina, possono in realtà influenzare gli ormoni ovarici e comunque del complesso ipotalamo ipofisario che regola poi tutta l'ovulazione del nostro ciclo. Ma soprattutto, e quindi questo magari la causa può essere assolutamente non in realtà degli ormoni prettamente femminili, però bisogna anche considerare che in realtà abbiamo poi la diagnosi in sé vera, quando tutto il resto è a posto, che in realtà va fatta sia da un punto di vista ecografico di vedere le ovaie, ma soprattutto da un corretto dosaggio ormonale che va fatto secondo criteri, quindi che spesso e volentieri in realtà uno la cura semplicemente dando una terapia ormonale
che è la pillola. Questo sì, può essere un tipo di trattamento, ma prima deve essere fatta la diagnosi corretta, che è non solo ecografica ma anche in realtà dosaggi ormonali. Una signora ci chiede se è il caso in menopausa di effettuare per un periodo di tempo la terapia sostitutiva, oppure lei sarebbe contraria, non vorrebbe prendere degli ormoni, perché così lei sostiene: avete detto che non è una malattia, allora perché devo prendere la pillola sostitutiva? Giustamente, Dice, non è che uno deve prendere la terapia ormonale sostitutiva. Però è anche vero che al subentrare di una serie, se uno sta bene e può anche, assolutamente non è un dovere il dover fare la terapia ormonale sostitutiva, è un dovere sentire nella donna, almeno un dovere, un diritto, che se c'è una sintomatologia che può essere varia, perché può essere una sintomatologia legata all'aumento di peso, al cambio di umore, innanzitutto, e che si accorga e che dica: ok, questo non è un problema chissà che cosa, ma posso andare a trovare in realtà trovare singole modifiche con singole terapie, oppure anche una terapia ormonale, che è ovvio che in quel caso aiuta a tutto tondo, ma non è che cura la terapia ormonale, ok? Però aiuta in realtà un passaggio della donna alcuni disturbi, alcuni sintomi. Poi sul fatto di avere paura, in realtà è stato oramai dimostrato che la terapia ormonale è fatta comunque nel periodo finita quindi il ciclo per tot di anni non aumenta il rischio assolutamente di patologie tumorali. Certo, deve essere una donna che non ha già di per sé dei tumori, che non ha avuto dei tumori ormonosensibili, ma di fatto, ecco, la signora può stare tranquilla in questo. Ovvio, se magari sta benissimo uno, e non dico questo. Grazie, perché una nostra telespettatrice ci riporta nuovamente all'argomento tiroide, quindi ritorno alla dottoressa Cimino. Una signora ci chiede, ci dice: sono affetta da tiroidite autoimmune, quindi capiamo che ci sono degli anticorpi molto alti, e anche lei ci chiede se deve necessariamente prendere il famoso Eutirox. Sappiamo che è un termine commerciale, ma lo diciamo così ci facciamo capire da tutti, e anche questa signora ha dei piccoli noduli, questa specifica dei piccoli noduli, e però ha solo il TSH un po' più alto, addirittura ci dice che è 4,50. È stata proprio precisissima. Molto comune. Allora, in quel caso sì, ovviamente dipende anche l'età della signora. Noi ovviamente nella donna fertile consigliamo sempre, con gli anticorpi positivi, un TSH intorno anche poco superiore alla norma, fare una terapia con ormone sostitutivo per abbassare il range, i livelli del TSH, che comunque sono uno stimolo di crescita per i noduli. Quindi nel caso specifico della signora io assolutamente procederei con un pizzico di terapia per evitare che a lungo andare questo TSH sfori poi nella fase proprio di ipotiroidismo clinico, con tutte le conseguenze del caso. Quindi diciamo in via precauzionale, possiamo dire così, è meglio comunque. È anche vero che sono informazioni che noi diamo in maniera generica, non possiamo fare delle diagnosi specifiche, così possiamo dare dei consigli. Poi è chiaro che ciascuno deve rivolgersi all'endocrinologo, alla ginecologa, all'ostetrica di fiducia, insomma, no? Come prima fase il medico di famiglia, lo sappiamo, e poi via via si fanno gli altri accertamenti. Io ringrazio le ospiti graditissime della trasmissione. Quindi abbiamo detto che è importante la prevenzione, se si riesce cerchiamo di come dire, approfittare dei momenti in cui ci sono queste campagne di screening, perché gratuitamente vengono dati dei consigli, anche delle visite, delle consulenze, ma se non ci si dovesse riuscire è chiaro che comunque la prevenzione è sempre al primo posto. Grazie per averci seguito, grazie alla professoressa Mereu, grazie alla dottoressa Cimino, grazie a chi ci ha seguito in regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.